No. Buonasera, ultima parte della nostra edizione straordinaria. Da questa mattina vi stiamo accompagnando con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Avete sentito le novità più importanti di oggi, l'ordinanza firmata dal governatore Zaia, perché ormai ci siamo. Alla mezzanotte di oggi inizia la fase 2, una fase 2 che riporterà milioni di veneti al lavoro, che permetterà di raggiungere i congiunti, che permetterà insomma maggiore libertà, anche se sarà una libertà sempre sotto sorveglianza, nel senso che in questo momento, da ora in poi, il tutto è nelle mani di noi, nelle nostre mani, di noi cittadini. Sta a noi insomma un senso ancora più elevato di responsabilità, quella responsabilità dimostrata in questi 2 mesi, che ha permesso di raggiungere dati davvero confortanti. Vediamo un attimo a livello nazionale, ci sono dati che parlano di decessi in calo, con il dato più basso da oltre un mese. E ancora i contagiati sono 1389, più di ieri, però è un dato insomma che sappiamo legato direttamente al numero dei tamponi che si stanno eseguendo in tutta Italia. In calo i malati, meno 525 in un giorno, aumentano i guariti, aumentano i dimessi, un andamento simile anche in Veneto, perché sono 18.339 i casi totali positivi, con un incremento di 21 casi rispetto al bollettino di questa mattina, un numero davvero limitato, anche se il dato dei positivi va sempre letto con il numero dei tamponi. In Veneto sono davvero tanti quelli che sono stati eseguiti finora. Gli attualmente positivi 7.299, 1.523 deceduti tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, 9.517 negativizzati. Scende, questo è il dato che anche oggi il governatore Zaia ha ricordato mostrando i 2 cartelli, il dato dei ricoverati e il dato delle terapie intensive. Saranno questi i dati che verranno tenuti in osservazione e verranno poi rivisti tra 7-10 giorni, perché, ha detto il presidente Zaia, lo ha ribadito più volte, dovremo essere bravi e far scendere questo dato. È fisiologico che ci sarà qualche caso in più, è insomma, dovuto insomma, a questa nuova libertà, al ritorno nei luoghi di lavoro, il ritorno fuori, ma dovremo essere in grado di fare in modo che questo aumento sia limitato, non sia un aumento esponenziale, altrimenti, lo ha detto, l'ha sottolineato, e speriamo che sia chiaro a tutti, si tornerà al punto di partenza, ovvero saremo costretti a nuove chiusure. Come detto, il numero dei ricoverati negli ospedali del Veneto arriva a 949, con meno 6 pazienti rispetto a questa mattina, e ci avviciniamo alla soglia attesa dei 100 ricoverati nelle terapie intensive. Al momento sono 101, con meno 2 persone ricoverate rispetto a stamane, 355 i negativizzati, 2.701 i dimessi dagli ospedali, 1.189 i decessi negli ospedali, con 5 casi in più rispetto a stamane. Diventa fondamentale quindi da domani tenere in considerazione tutte quelle che sono le misure di sicurezza, a partire dall'uso della mascherina che va indossata nel modo corretto, quindi coprendo naso e bocca per evitare il contagio. Fondamentale l'igiene, igienizzarsi le mani quando si entra, quando si esce dal supermercato, quando si sale su un mezzo pubblico. Tante le avete sentite nel nostro telegiornale le parole dell'assessore De Berti, che ha illustrato quelle che saranno le novità che affronteranno i viaggiatori che da domani si sposteranno a bordo di treni e autobus. Fondamentale il distanziamento sociale, insomma, lo ribadiamo, spetta a noi adesso non rovinare i sacrifici fatti in questi 2 mesi, e soprattutto non rovinare il grande impegno di medici, infermieri, volontari degli ospedali, che hanno lottato in questi mesi, in queste settimane, per permetterci di tornare ad una sorta di normalità. Il Premier Conte ha detto da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto e saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio che potremo scongiurare solo grazie ad un senso di responsabilità ancora maggiore. Lo ha scritto appunto su Facebook il Premier Conte: come mai prima il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente
faticosamente guadagnato. Quindi insomma l'appello al massimo di attenzione. Intanto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha detto dopo il 18 o nella settimana successiva ci saranno differenze territoriali e si torna a parlare quindi di provvedimenti che potranno essere diversi da regione a regione. Ogni regione potrà fare alcune cose in funzione della sicurezza che ha costruito. Gli strumenti, ha continuato il ministro Boccia, per mettere in evidenza differenze territoriali ce li abbiamo e queste sono motivate dal fatto che ci sono ancora condizioni di sofferenza che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi potrebbero esserci ulteriori libertà che si potranno conquistare dopo il 18 maggio a seconda delle regioni, a seconda della curva epidemiologica e naturalmente anche della risposta della struttura sanitaria. Vedo in collegamento, eccolo qui, il comandante della polizia locale di Treviso, il comandante Andrea Gallo, che ringrazio per la disponibilità e per essere qui con noi. Buonasera comandante. Buonasera a voi tutti. Allora comandante, innanzitutto ultimo fine settimana prima delle novità di domani di questa fase 2, come andate, come sono andati i controlli, insomma un fine settimana che comprendeva anche il 1° maggio, un bilancio? Il bilancio è decisamente positivo, nel senso che in questi 3 giorni abbiamo fatto naturalmente tutti i controlli previsti. Dall'1 ad oggi abbiamo identificato 300 persone e abbiamo collezionato un piccolo record, nel senso che non ci sono state assolutamente sanzioni. Per cui devo dire che tutti i cittadini di Treviso si sono comportati veramente in modo corretto. Da domani diciamo che cambiano un po' di cose, ci sono meno restrizioni, però questo non significa che ci saranno meno controlli, anzi immagino saranno ancora più attenti e puntuali, visto che molti veneti, molti trevigiani torneranno a muoversi. Sì, i controlli naturalmente continueranno, li abbiamo fatti in questi 2 mesi, continueranno anche da domani con l'inizio di questa fase chiamata fase 2. Naturalmente saranno controlli un po' diversi perché con il nuovo DPCM e la nuova ordinanza regionale gli spostamenti saranno molto più facili. Naturalmente i nostri controlli dovranno concentrarsi maggiormente sull'utilizzo della mascherina, sull'utilizzo dei guanti, sull'utilizzo del gel lavamani e soprattutto per contrastare il fenomeno degli assembramenti. Quindi i controlli ci saranno, naturalmente punteranno su situazioni diverse rispetto a quello che abbiamo verificato fino ad oggi. Ecco, per i mezzi pubblici avete in mente magari qualche controllo alle fermate degli autobus, insomma, laddove è la vostra competenza, perché insomma da domani sappiamo che quello dei mezzi pubblici è un po' il tasto dolente di questa fase 2. I nostri controlli saranno a 360 gradi, naturalmente controlleremo le fermate degli autobus, controlleremo i parchi, perché da domani ricordiamo che si apriranno tutti i parchi pubblici, i giardini, le aree verdi, quindi ci concentreremo dove, in quelle aree che fino ad oggi non sono state frequentate, quindi fermate, giardini pubblici, aree verdi, quindi controlli a 360 gradi. Ecco, oggi abbiamo fatto una passeggiata anche noi per il centro di Treviso, c'erano tante persone, la gran parte fortunatamente con la mascherina ben indossata, però ancora qualcuno insomma non sembra aver capito fino in fondo l'importanza. Immagino che anche da questo punto di vista, lei l'ha detto, ci sarà un controllo e si cercherà di avere insomma il buon senso del padre di famiglia, come ha detto il presidente Zaia, quindi se magari uno la porta sul collo di fargliela alzare. Insomma, come vi adeguerete in questo modo, come vi comporterete? Certo, abbiamo sempre usato buon senso in tutte queste settimane, per cui continueremo. L'importante è che i cittadini ci diano una mano come ce l'hanno data fino ad oggi, quindi da domani iniziano altre prescrizioni, soprattutto, ripeto, come ha detto lei giustamente, il rispetto di quelle norme di salute per se stessi e per gli altri, quindi la mascherina va indossata correttamente, non va lasciata sul collo ma va lasciata correttamente coprendo naso e bocca, bisogna portare i guanti e in alternativa bisogna portare il gel lavamani. È importantissimo perché queste misure di sicurezza, ribadisco, servono agli altri e servono a se stessi, quindi continueremo in modo particolare su questo fronte.
Io approfitto della sua presenza, comandante, per rivolgere alcune domande che ci stanno arrivando, sono davvero tantissime. Vi assicuro che oggi il telefono non ha mai smesso di squillare, di cittadini in cerca di chiarimenti, perché insomma da domani inizia questa fase 2, abbiamo da una parte il DPCM, dall'altra l'ordinanza regionale, i cittadini che cercano di districarsi per evitare multe che ricordiamo più o meno a quanto ammontano, comandante? Certo, le sanzioni sono di 400 euro. Qualora la violazione venisse commessa a bordo di un veicolo, quindi semplicemente anche una bicicletta, la sanzione viene aumentata di un terzo. C'è la possibilità nei 30 giorni successivi alla verbalizzazione di pagare la sanzione con il 30% di riduzione, di sconto. Ecco, però speriamo che la sanzione sia veramente l'ultimo stadio. Richiamiamo l'attenzione di tutti i cittadini di essere responsabili, come d'altra parte hanno fatto fino ad oggi, perché posso dare una percentuale di massima, certo. quasi il 99% dei controlli che abbiamo effettuato in questi 2 mesi hanno dimostrato la regolarità dei comportamenti, quindi veramente un senso civico non indifferente, da record direi quasi. Bene, questo ci fa ben sperare per il futuro. Allora, intanto c'è la nuova autodichiarazione del Viminale, eccola qui se la regia riesce a farla vedere. Viminale che però ha detto che si può anche utilizzare quella vecchia, è così, comandante? Sì, confermo, il modulo che viene predisposto dal Ministero degli Interni è un aiuto che viene dato agli utenti che possono, come sappiamo bene, stampare a casa questo modulo e già precompilarlo in modo tale che tutte le operazioni poi di controllo possano essere molto, molto veloci. Quindi è un modulo che è stato aggiornato rispetto al DPCM che entra in vigore domani, però se una persona non ha il modulo nuovo può tranquillamente utilizzare quello vecchio, naturalmente poi verranno apportate le modifiche che necessitano per adeguarlo a quelle che sono le normative in vigore da domani. Allora, prima domanda, è possibile andare a fare la spesa in un supermercato fuori dal proprio comune di residenza? Allora, direi di sì, nel senso che da domani è possibile spostarsi fuori dal proprio comune perché il limite da domani è la regione. Quindi una persona che solitamente va in un supermercato perché ad esempio ha dei prezzi più favorevoli, da domani può farlo, mentre fino ad oggi c'era l'obbligo di rimanere all'interno del comune oppure di spostarsi nel comune vicino se è più vicino rispetto alla propria abitazione. Da domani c'è una libertà anche di movimento sotto questo aspetto, quindi si può tranquillamente andare anche in un altro negozio, soprattutto se ci sono dei prezzi favorevoli oppure se lo stesso prodotto non è possibile reperirlo all'interno del proprio comune. Però sicuramente c'è una maggiore libertà. E andare invece, mi è venuta in mente un'altra domanda che ci ha fatto un telespettatore, senza fare il nome del centro commerciale, però questo telespettatore ci ha chiesto: io abito a Villorba, devo andare a San Biagio di Callalta dove c'è un centro commerciale perché devo portare un acconto per il montaggio di una porta. In questo caso quindi diciamo che non va perché trova il prezzo più favorevole, ma perché deve andare a portare lui. E in questo caso è possibile o è meglio evitare? No, è uguale, nel senso che viene data in questa seconda fase molta più libertà ai cittadini. Naturalmente sfruttiamo bene, sono anch'io un cittadino, quindi sfruttiamo bene questa possibilità che ci viene data. Anche in questo caso direi che non ci sono difficoltà e non ci sono limitazioni per fare questa operazione. Raggiungere le seconde case, anche oggi nella nuova ordinanza è possibile raggiungere la seconda casa naturalmente in giornata, quindi vado per interventi di manutenzione, quindi devo fare dei lavori e dopodiché devo rientrare a domicilio. Devo andare solo io proprietario o posso andare anche con mia moglie o comunque con un componente del nucleo familiare con il quale vivo? Ma la Regione ha risposto in questo senso, stabilendo che ci si può spostare anche con un membro della famiglia. A volte ci sono lavori di manutenzione di una certa rilevanza, per cui una sola persona costringerebbe la stessa persona magari a tornare il giorno dopo e quindi con numerosi viaggi. Quindi può essere accompagnato il proprietario della seconda casa con un membro della stessa famiglia, non ci sono problemi. Ci hanno chiamato anche tanti motociclisti, oggi forse il bel tempo è complice della voglia di tornare in sella alla due ruote e ci hanno chiesto, primo, con il casco va indossata la mascherina? Casco integrale o casco non integrale, va indossata la mascherina mentre si viaggia? Ma allora ricordiamoci cosa serve la mascherina. La mascherina serve per proteggere se stessi e per proteggere gli altri, soprattutto quando siamo al di sotto del metro di sicurezza o i 2 metri, dipende anche le attività sportive. Direi che non è assolutamente necessario portare la mascherina quando si guida.
però appena ci si ferma la mascherina è obbligatoria, diventa obbligatoria. Poi oggi il Presidente Zaia ha detto che per fare attività sportiva è possibile raggiungere il luogo in cui farla, quindi andare in montagna per fare l'arrampicata, andare al mare per fare la passeggiata, naturalmente sempre in solitaria. O meglio le chiedo, se marito e moglie, quindi abitano sotto lo stesso tetto, vanno al mare a farsi la passeggiata? Allora, anche in questo caso viene data maggiore libertà da domani, e cioè se un nucleo familiare vuole effettuare attività motoria o sportiva nel proprio comune, oppure spostarsi in un altro comune, come è stato fatto l'esempio questa mattina dal Presidente, quindi andare verso la montagna o andare verso il mare, si può fare, quindi gli stessi membri del nucleo familiare possono spostarsi insieme. Viceversa, l'attività sportiva e fisica va effettuata in modo individuale. Si può anche raggiungere in moto, perché oggi un signore ci ha chiamato e ci ha detto: io ho la moto e vorrei andare a Jesolo in moto a farmi la passeggiata. Naturalmente sì, la risposta è sì, non è il mezzo che è importante, l'importante è capire il motivo per cui ci si sposta, quindi ci si può spostare in moto, in bicicletta, si può spostarsi in macchina oppure utilizzando anche i mezzi pubblici, quindi da questo punto di vista c'è assoluta libertà di scelta del mezzo più idoneo per spostarsi. Certo, ecco, non un gruppo di motociclisti che vanno a farsi il giro in moto o il giro in montagna, ecco, questo immagino che non sia consentito, insomma. Questo assolutamente non è consentito, perché comunque creerebbe assembramento e pertanto questo comportamento sarebbe sicuramente sanzionabile. E poi c'è la possibilità, ci chiedevano, di andare a trovare qualche familiare al di fuori del confine regionale, quindi uscire dal confine regionale, si pensa a chi magari quei comuni che abitano al confine proprio con il Friuli Venezia Giulia, e quindi andare al di là del confine per trovare un familiare e poi rientrare a casa in giornata. Questo è possibile, uscire dalla regione per trovare i congiunti? Certo, allora in questo caso il DPCM e anche l'ordinanza regionale è molto chiara: non si può uscire dal confine regionale per fare questo tipo di visite, chiamiamole di cortesia, presso i congiunti, che sono sostanzialmente i parenti in questo caso. Naturalmente però, se abbiamo un parente che è al di fuori della regione che ha necessità urgente di assistenza, quindi sono altre le ragioni, in questo caso lo spostamento è possibile, però lo spostamento per una semplice visita di cortesia, visto che è da 2 mesi che non vediamo il nonno, lo zio, eccetera, in questo caso non è possibile. So per notizia ricevuta che soprattutto i comuni che sono proprio al confine hanno ottenuto, i cittadini hanno ottenuto qualche autorizzazione dal proprio comune proprio perché hanno il parente a 200-300 metri di distanza. Ecco, su questo bisogna informarsi presso il proprio comune se c'è questa possibilità, ma in generale sia DPCM che ripeto, l'ordinanza della regione è molto chiara: non si può varcare il confine regionale. E a proposito di congiunti, da domani è possibile appunto raggiungere i propri congiunti, si è anche specificato, è ben specificato nell'ordinanza regionale che cosa si intende per congiunti, quindi nell'autodichiarazione in caso di controllo sarà sufficiente scrivere, appunto sottolineare questo. Non è però richiesto scrivere chi è il congiunto per una questione di privacy. Facendo così non si rischia che qualcuno voglia fare il furbetto e dica: sto andando a trovare la mia cugina di 6º grado, e poi in realtà va a trovare gli amici per una cena? Allora, naturalmente il rischio c'è assolutamente, quindi qua bisogna far fede alla serietà delle persone. Naturalmente ricordo che le sanzioni per la falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale prevede delle sanzioni penali molto, molto gravi. Stiamo parlando di reclusione da 1 a 6 anni, quindi pensiamo veramente molto bene prima di scrivere una cosa non veritiera. Su questo speriamo anche che il Ministero possa darci una mano nell'interpretazione per l'appunto di questa fattispecie, perché d'accordo, ci sono problemi di privacy, ma in questo momento è un organo di polizia che sta facendo un accertamento, quindi è probabile che questi limiti legati alla privacy vengano meno. Comunque ricordiamoci di attestare sempre la verità sull'autocertificazione. Insomma, abbiamo fatto un po' di chiarezza, comandante, l'appello credo che sia sempre quello: fare i furbetti in questo momento serve a ben poco, stiamo parlando di salute, anche perché, lo ripetiamo, se
il contagio aumenta, rischiamo poi di dover tornare alle chiusure e quindi di far del male anche a noi stessi, se non come salute ma come nostre libertà. Per cui insomma l'appello è quello alla responsabilità dei cittadini anche al momento del controllo. Assolutamente sì, stiamo parlando di salute fisica ma anche di salute economica, per cui un eventuale incremento di contagi, di ricoveri o di decessi sicuramente ci riporterebbe a 2 mesi fa, e quindi con un inasprimento ulteriore di controlli e comunque di norme, per cui la responsabilità è la parola chiave che ci deve guidare da sempre, ma soprattutto da domani. Quindi da domani veramente tutti i cittadini devono fare in modo che tutte le cose vadano per il meglio. Insomma, questo tunnel lo stiamo pian piano superando con l'aiuto di tutti. Comandante, domani come vi organizzerete? Quanti saranno gli uomini, le donne impegnate sul territorio per appunto nei punti che lei prima ci ha elencato più sensibili, diciamo così? Ma diciamo che abbiamo le nostre pattuglie che operano ogni giorno, circa 5 pattuglie al mattino e 5 pattuglie al pomeriggio più una pattuglia serale. Naturalmente daremo spazio soprattutto alle pattuglie in mountain bike, perché con l'apertura delle aree verdi gli agenti saranno maggiormente impegnati a controllare queste aree, che naturalmente potranno essere meglio accessibili da mezzi mobili facilmente così raggiungibili attraverso, per l'appunto, ad esempio le mountain bike. Abbiamo le mountain bike a pedalata assistita, abbiamo anche il drone, quindi nel caso in cui dovessimo avere la percezione che all'interno di aree verdi dovessero esserci assembramenti, potremmo anche utilizzare il drone. Ma ripeto, i dati fino ad oggi hanno dimostrato che i cittadini di Treviso hanno operato con responsabilità, quindi sicuramente non ci troveremo di fronte a difficoltà e i dati, ripeto, lo hanno dimostrato. Grazie davvero al comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, per averci anche così spiegato tanti punti ancora che dovevano essere chiariti, stando almeno alle telefonate che abbiamo ricevuto. Grazie davvero comandante, non ci resta che augurarle un buon lavoro per domani, perché sicuramente saranno altre giornate intense per lei e i suoi uomini. Grazie davvero e buon lavoro, buona serata, buona domenica, grazie comandante. Grazie. Arrivederci, a presto. Arrivederci, a risentirci naturalmente per capire anche un bilancio magari di questa prima settimana di fase 2 a Treviso. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito prima il comandante della Polizia Locale di Treviso, che ci ha dato alcune informazioni molto utili per affrontare senza il rischio di andare incontro a sanzioni la fase 2 che inizierà da domani, una fase 2 che sarà monitorata, molto delicata e che metterà alla prova i cittadini chiamati ad un grande senso di responsabilità per evitare di tornare indietro e di vanificare gli sforzi e i sacrifici anche fatti in questi 2 mesi di lockdown e di quarantena. E anche, come avevo detto prima, per non vanificare gli sforzi, il grande lavoro fatto in questi mesi da infermieri, medici, volontari negli ospedali di tutta Italia che hanno lottato e continuano ancora a lottare, perché il coronavirus, lo ricordiamo, non se n'è andato, anzi è ancora presente, continua a colpire, continua a portare le persone negli ospedali, nelle terapie intensive, purtroppo continua ad uccidere. Qualche settimana fa, durante un collegamento con il sindaco di Gaiarine, ci aveva detto con orgoglio che un suo concittadino era partito alla volta di Bergamo, un suo concittadino infermiere, per prestare aiuto in quella che è la zona che più è stata colpita e che più è stata devastata dall'epidemia, con tantissimi casi e purtroppo anche tantissimi decessi. Ebbene, a Bergamo questo cittadino è Ivan Coden, che abbiamo in collegamento. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera e grazie a voi per l'invito che mi avete fatto. Allora, lei è infermiere, fino a prima che l'epidemia scoppiasse era infermiere presso una casa di cura di Pordenone, poi con l'arrivo dell'epidemia è stata rivista l'organizzazione, quindi sono stati cancellati insomma alcuni interventi, e quindi lei con altri suoi colleghi siete andati in ferie. Quando lei si è trovato in ferie però, di fronte alla situazione che si stava delineando, non se l'è sentita di starsene a casa.
No, nel senso che effettivamente stare a casa sul divano e vedere quelle immagini alla TV dove comunque si vedevano molti colleghi lavorare in situazioni critiche, con degli orari mostruosi, cioè, io non riuscivo a stare a casa all'idea sì, di non poter dare un mio contributo, ecco. Lei ha fatto domanda, era stato richiamato anche dall'ULSS Trevigiana, poi Sì. per vari motivi che non andiamo ad approfondire non è stato possibile, diciamo così, intervenire qui, e tra le varie risposte che ha ricevuto anche una risposta che è arrivata dalla Lombardia e da Bergamo. Per che ruolo, per che incarico esattamente, signor Coden? Allora, io tra le tante richieste che avevo inoltrato ho fatto una richiesta, anche un appello che aveva fatto comunque la Croce Rossa Italiana per infermieri, medici, operatori sanitari in quel di Bergamo, proprio per poter fronteggiare questa emergenza che in quei giorni sembrava proprio insormontabile, ecco. E quindi io ho mandato la richiesta alla Croce Rossa, la quale mi ha contattato e con la quale abbiamo così preso i contatti e abbiamo deciso che comunque sì, di poter andare a prestare la mia opera a Bergamo. Ecco, il 25 marzo, giusto, lei è partito alla volta di Bergamo, ha iniziato, sì. Ecco, con che stato d'animo? Perché immaginiamo che non sia stato facile partire e andare là dove c'era il cuore, diciamo, dell'epidemia, o comunque un focolaio molto molto intenso. Allora, con che stato d'animo? In quei momenti non nego che comunque ci fosse un po' di paura. La verità è che comunque io penso che nella vita una persona per crescere deve fare delle emozioni, e quando deve vivere delle emozioni e deve fare comunque delle avventure. Queste avventure, quando le sta per affrontare, non deve più che altro valutare quello che potrà perdere, ma dovrà pensare più che altro a quello che dovrà trovare. E io in quei momenti là ero molto spinto comunque dalla voglia di vivere questa esperienza, e quindi io alla paura non ci ho pensato solo alla gioia di quello che potevo andare a fare a Bergamo. E comunque abbiamo un problema con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo per sentire insomma questa esperienza non certo facile, partire dal Trevigiano, da Cagliarina e dal Veneto e andare là dove il virus stava maggiormente colpendo, proprio nelle settimane più drammatiche per la città di Bergamo, per la Lombardia, regione che ancora sta lottando, ancora sta facendo i conti con il coronavirus, e anche se i dati ancora continuano ad essere incoraggianti, ma sicuramente sono state settimane, sono stati mesi molto duri per la regione Lombardia e per Bergamo in particolare. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Ivan Coden, infermiere che ci stava raccontando il suo arrivo a Bergamo. Intanto vediamo se ci sono delle novità per quanto riguarda insomma questa fase 2. Abbiamo detto, ecco, forse siamo riusciti a ripristinare. Mi sente? Sì, la sento. Perfetto, allora volevo chiederle, lei è arrivato a Bergamo e che cosa ha trovato? Com'era la situazione al momento del suo arrivo? Allora, ho trovato una situazione abbastanza tragica, perché comunque l'ospedale in quei giorni era veramente a rischio tracollo, okay? Il sistema stava veramente cedendo, però nonostante tutto questo ho trovato comunque una realtà dove nessuno aveva voglia di mollare, dove nessuno ha mollato e tutti si impegnavano al massimo per poter dare il massimo in quei momenti là, e quindi sì, ho trovato una situazione molto difficile, però una situazione molto piena di voglia di rinascere e di superare
questa emergenza, nel senso che, io faccio un esempio, il reparto dove sono stato impegnato era un reparto che non esisteva, e dalla sera alla mattina è stato creato da zero, e è stata tirata letteralmente una riga per terra sul reparto, è stato diviso in zona pulita e zona sporca, sono stati portati i carrelli con i farmaci, è stato trovato il personale, per fortuna noi della Croce Rossa eravamo in una buona quantità e potevamo dare il nostro supporto, comunque sono stati presi infermieri, medici dai vari reparti per proprio creare un reparto ad hoc, perché in quel momento c'era bisogno di creare posti letto per poter dare assistenza alle persone. Ecco, io avevo provato a contattarla proprio nei primissimi giorni in cui lei si trovava a Bergamo, e mi ha colpito il fatto che lei mi ha detto: la ringrazio, ma è finito il mio turno di lavoro, voglio stare da solo con i miei pensieri. Immagino che alla fine del turno di lavoro le emozioni, l'impatto emotivo fosse davvero forte. Sì, c'erano due aspetti a fine turno che bisognava un pochino, dei quali bisognava prendersi cura. Uno era il fisico, perché comunque un turno di lavoro fisicamente era molto duro, ok? Perché comunque si passava l'intero turno vestiti, con la maschera, con gli occhiali. Io cercavo di non svestirmi mai, uno perché comunque la vestizione e la svestizione sono i momenti un po' più critici proprio a livello operativo, e anche perché comunque DP ce n'erano, non ce n'erano tantissimi, e quindi io cercavo comunque di non cambiarmi, e quindi fisicamente era molto dura, perché comunque si stava 7 ore completamente vestiti, senza bere, senza niente, quindi fisicamente si aveva bisogno di recuperare. E poi comunque c'è anche il fatto psicologico, nel senso che mentalmente durante i turni si veniva veramente in contatto con delle situazioni tragiche, e quindi durante il lavoro non si poteva avere il lusso di fermarsi a pensare a quello che si stava vivendo, si doveva solo prendersi cura dei pazienti, perché comunque il reparto era pieno. Infermieri eravamo giusti per poter assistere nella maniera adeguata ai pazienti, però non c'era un momento di pausa, e quindi durante i turni tutte le forze mentali, psicologiche che avevamo le dedicavamo alle persone che assistavamo. Quindi finito il turno così, io personalmente mi mettevo in camera, mi chiudevo in camera e cercavo di riflettere su quello che avevo fatto, su quello che avevo visto, sulle emozioni che avevo provato, e quindi così le avevo chiesto un momento di tranquillità anche per questa cosa, anche perché comunque ci si deve sempre ricordare che comunque si ha sempre a che fare con degli esseri umani, e bisogna dare sempre il 100% con loro, come cerchiamo di dare sempre ogni giorno nel nostro lavoro. Ha mai avuto paura? Durante i turni di lavoro sì, nel senso che succedevano delle cose che magari in quel momento ti colpivano, e prima cosa, tante volte quando facevamo la movimentazione dei pazienti, è proprio come la patologia polmonare, nel senso che quando muovi una persona si smuovono anche, queste persone tossivano, ok? E ci tossivano. A me personalmente mi è capitato qualche volta che ci tossissero in faccia, ma proprio a distanza molto ravvicinata. In quei momenti si ha un secondo di brivido, però si tira avanti, si fa, perché in quel momento siamo lì per assistere, per fare il nostro lavoro, quindi non si pensa tanto a noi, si pensa tanto a loro. Si era anche contenti perché tossivano, perché comunque vuol dire che si stavano liberando, e era comunque un buon segno per loro. E poi altre situazioni di paura, sia la paura quando si vedono i pazienti con fame d'aria, che non respirano, li vedi proprio che si spengono da dentro, e questo sì è una cosa che fa molta paura. Lei quanto tempo è rimasto a Bergamo? Io sono rimasto a Bergamo 2 settimane e mezza.
Com'è cambiata la situazione lì e poi anche quando lei è rientrato, come ha visto cambiare, proprio evolversi anche le modalità di affrontare il Covid? Allora, quando sono arrivato, come ho detto prima, la situazione era veramente tragica. Quando me ne sono andato, sinceramente, me ne sono andato con il cuore un po' più leggero, nel senso che la situazione era molto migliorata rispetto a quando sono arrivato, perché comunque quello era proprio il periodo in cui anche a livello medico si iniziava a capire la malattia, a capire la giusta cura, a capire il giusto approccio. E quindi sì, la differenza tra quando sono arrivato e quando me ne sono andato l'ho vista, si è sentita, nonostante il numero dei pazienti in reparto non fosse cambiato. Però la speranza c'era, la luce in fondo al tunnel si riusciva a vedere. Una risposta velocissima, anche se immagino richiederebbe più tempo. Com'è cambiato lei invece dopo questa esperienza? Dopo questa esperienza si cambia, nel senso che un pezzo di cuore si lascia a Bergamo, cioè un pezzo di cuore l'ho lasciato a Bergamo, perché comunque quello che ho passato in quelle 2 settimane e mezza per me è stata un'iniezione di vita, nel senso che comunque si vede il vero valore della vita, si vede che cosa è veramente la gioia di vivere e il potersi così, poter essere felici comunque dell'essere comunque, di non avere magari tante cose, di essere magari Si apprezza di più la vita, il vero senso della vita, certo, le piccole cose. Ecco, è veramente questo, sì, è così. Grazie davvero per la testimonianza, grazie e complimenti nel nostro piccolo a lei, ma che è un complimento che va a tutti coloro che hanno lottato nelle corsie degli ospedali anche da parte mia. Immagino. Grazie a Ivan Conte, prego. No, volevo ringraziare anche tutti i miei colleghi, friulani, veneti, lombardi, di Bergamo. Volevo ancora ringraziare i miei colleghi di Bergamo, perché comunque in queste 2 settimane e mezze sono stati splendidi. Grazie, e noi ci uniamo a questi ringraziamenti, ringraziamo anche lei per aver voluto condividere con noi questa sua esperienza. Grazie ancora, buona domenica e auguri insomma per il futuro e torneremo a risentirla magari. Grazie davvero e buona serata. Grazie a voi. Insomma, con questa testimonianza sicuramente forte di chi ha visto in prima linea il coronavirus e quello che può causare, chiudiamo questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci.